Ciao a tutti e benvenuti in questa serie di video in cui analizzeremo le mie partite del campionato italiano Under 20 che si è svolto a Brescia il dicembre del 2023. Si tratta di un torneo chiuso in cui 8 giocatori vengono invitati dalla federazione, partecipano per il titolo di campione italiano Under 20 e io appunto avendo vinto questo titolo nel dicembre dell'anno scorso abbiamo deciso di mostrarvi le mie partite, quindi le 7 partite perché era un girone all'italiana, quindi tutti i giocatori sfidavano tutti, partendo dalla prima. Oggi vediamo in particolare la partita che ho giocato da nero contro Leonardo Vincenti, un ragazzino molto piccolo, molto talentuoso e i turni naturalmente non si sapevano prima dell'inizio del torneo, quindi non ho avuto tanto tempo per prepararmi, però qualcosina sono riuscito a vedere. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. E dopo i 4 ho giocato E6, quindi partiamo direttamente con una difesa francese. Questa non è una difesa che era nel mio repertorio in modo particolarmente consolidato, nel senso che avevo qualche linea che conoscevo sulla francese, avevo qualche file, un po' di teoria che avevo a mente, però nulla di troppo chiaro, per cui non avevo mai giocato la francese in un torneo serio. L'avevo giocato una volta, però era comunque stato un esperimento e ben riuscito, ma neanche troppo bene, quindi in realtà non è, ripeto, una di quelle aperture che sono nel mio repertorio, quindi i miei avversari, perché non l'ho giocata solo in questa partita, però si sono abbastanza sorpresi da questa cosa e non sono riusciti, non essendosi preparati contro questa particolare apertura, non sono riusciti a trovare, diciamo, una linea tagliente per confutarla. Non che si possa confutare, però comunque hanno giocato tutti delle linee abbastanza sobrie in cui il nero non ha praticamente problemi. Infatti qua il mio avversario è pensato ed è entrato in una variante di cambio. Sicuramente c'è da notare il fatto che io, avendo più punti, sicuramente diciamo che una patta al bianco non sarebbe andata troppo male. Io suppongo che questa sia la ragione per cui qua il bianco ha deciso di mangiare il pedone, perché altrimenti se il bianco vuole vincere può provare tutto tranne che la cattura. Può provare cavallo di 2, può provare cavallo C3, può provare E5, può provare tante cose. Anche alfiere di 3 è una variante eh, molto minore però giocata. Però ripeto, E per D5 è una variante estremamente arida perché, come vedete, non ci sono più squilibri pedonali nella posizione, non c'è più lo squilibrio di spazio tipico nella francese in cui il nero ha meno spazio, e non c'è neanche più il tema dell'alfiere cattivo del nero perché è completamente libero. Quindi non c'è in realtà una ragione per cui ha senso mangiare il pedone in D5. Tant'è che le statistiche su questa variante in realtà sono addirittura migliori per il nero, perché in genere chi gioca la variante di cambio la gioca per avere una patta e la gioca perché in genere è meno forte, quindi proprio per questo motivo spesso il nero alla fine ha risultati migliori, proprio perché la media dei punteggi di quelli che giocano questa cosa da nero è inevitabilmente più alta. E abbiamo cavallo F3, cavallo F6, alfiere D3, e qui la variante principale credo vada con alfiere D6, comunque una specie di specchio, quindi il nero copia quello che sta giocando il bianco, e dopo alfiere D6, arrocco corto, questa posizione è molto molto semplice da giocare per entrambi i colori, specialmente per il bianco in realtà, perché comunque diciamo che se il bianco vuole fare una patta in questa posizione è abbastanza semplice, non è difficilissimo, e credo che questa sia la ragione principale per cui, ripeto, il mio avversario è entrato in questa posizione. Motivo per cui, dopo il fiere di 3, ho preferito cambiare un attimo i piani e giocare C5. Questa in realtà la conoscevo, non era stata preparata per la partita nello specifico perché non mi aspettavo assolutamente la variante di cambio, però comunque sapevo che esistesse questa variante. Questa diciamo è la seconda, quindi alfiere di 6 è la più giocata, C5 è l'alternativa ad alfiere di 6 per chi vuole provare ad avere un pochino di più, quindi vuole provare ad avere più squilibrio e a spingere per la vittoria. L'idea è che su un arrocco corto in realtà ci sono diverse mosse che si possono giocare,
Si può giocare addirittura anche C4, quindi andare a spingere questo pedone. In ogni caso, sia che uno vada a giocare con cavallo C6 che se uno vada a giocare con C4, in ogni caso si creano degli squilibri. Magari non è il miglior modo di giocare in assoluto, però ripeto, uno che vuole vincere, io volevo vincere perché comunque avevo credo 200 punti almeno in più del mio avversario, quindi avrei voluto vincere questa partita, ero disposto diciamo a prendere anche dei rischi in più. Ok, il mio avversario non ha giocato Rocco, ha giocato donna di 2 scacco, e il motivo per cui l'ha giocata è perché ha probabilmente pensato di guadagnare un pedone. Infatti qui, per difendere questo scacco, ho 2 opzioni: o difendo con l'alfiere in E7 o con l'alfiere in E6. E qual è il problema di difendere con l'alfiere in E6? Il problema fondamentalmente è che potrebbe arrivare cavallo G5 e addirittura dopo alfiere F5, ovvero lui potrebbe effettivamente aumentare l'attacco su questo alfiere, e se lo difendo con donna D7, ripeto, arriva alfiere F5, quindi perdo un pedone in E6. Se invece difendo con alfiere 7, poi quello che ho fatto io, il pedone lo perdo comunque dopo D per C5, perché non posso ricatturare in quanto l'alfiere è inchiodato. Quello che il mio avversario non ha considerato è che, pur guadagnando un pedone, pagherà un grosso prezzo, e questo è il prezzo dello sviluppo. Infatti, dopo la Rocco corto, già io sto minacciando questo pedone. Quindi giocare a Rocco corto qui, per quanto sia effettivamente la scelta migliore, non è la più naturale, perché se il bianco avesse voluto entrare in questa posizione, allora aveva più senso arroccare subito e aspettare, sempre nell'ottica diciamo del bianco, una possibile alfiere 7, che non avrei giocato, però sarebbe stato più sensato aspettare alfiere 7 per poi catturare. In questo modo entriamo in questa posizione, soltanto che qui il bianco non dovrà assolutamente giocare donne 2, ma può anche giocare qualsiasi altra cosa, quindi è un ordine di mosse più vantaggioso per il bianco. Come l'ha giocata il bianco invece in partita, se qui il bianco dovesse arroccare, dopo alfiere per C5 è doppiamente peggio: 1 perché io ho già arroccato, 2 perché la donna in E2 non serve assolutamente a niente. Quindi per questo motivo il bianco ha deciso di difendere il pedone con alfiere 3. Anche questo però presenta un problema, ovvero che dopo torre 8 io sto comunque minacciando il pedone, quindi vedete come qui già si nota un principio molto interessante che potete applicare anche nelle vostre partite, ovvero quando voi avete un vantaggio di sviluppo e avete quindi quella che si potrebbe chiamare iniziativa, in realtà non è esattamente così, non sono uguali le due cose, però spesso chi ha un vantaggio di sviluppo ha anche l'iniziativa, ovvero la capacità di poter dettare il ritmo del gioco. Il primo principio dell'iniziativa è proprio quello di giocare velocemente, quindi è estremamente importante essere veloci, e quindi ogni mossa deve essere una minaccia concreta o comunque qualcosa di concreto. Quindi se voi andate a vedere, le mie mosse sono tutte veloci. Arco corto è una minaccia concreta, torre 8 è una minaccia concreta, adesso vedremo anche le prossime. Il mio avversario gioca alfiere B5 perché naturalmente arroccando, ripeto, il bianco avrebbe perso il pedone, quindi ha deciso di attaccare la mia torre per guadagnare un tempo. Il problema è che non guadagna niente, perché il pedone rimane comunque in presa. E qui addirittura io avrei potuto giocare cavallo C6, era perfettamente giocabile. Io non volevo, diciamo, che il bianco potesse difendere questo pedone con B4, perché se ci pensate, dopo B4 non posso mangiare questo pedone, altrimenti perdo la torre che è inchiodata, e per questo motivo dovrei giocare A5, e quello che io non ho visto in partita è che dopo C3, che difende il pedone, e se io scambio i pezzi, in questa posizione ho una manovra che è cavallo G4 seguita da alfiere F6, e questa manovra è terribile per il bianco, non solo perché io vado a prendermi la coppia degli alfieri, catturare l'alfiere, rovinargli la struttura, spingere in D4, tutto quello che volete, ma addirittura, la cosa più importante, riesco a mettere un alfiere in F6 sulla diagonale della torre e rischia di perdere molto materiale il bianco, e se poi addirittura sposta la torre rischia di perdere il pedone in A2, quindi è veramente terribile questa posizione per il bianco. Io, non avendo visto questa manovra con cavallo G4 che rende il tutto più armonioso, dà un senso a tutta questa cosa, non l'ho giocata,
e ho preferito alfiere di 7. Alfiere di 7 che comunque, diciamo, strategicamente non è terribile, perché comunque aumenta la tensione, cosa che, ripeto, per chi ha l'iniziativa va bene, però non è la più precisa sicuramente. Alfiere per D7, cavallo per D7, anche qui notate cavallo per D7 perché aumenta la pressione, quindi aumenta le minacce, è sempre un gioco molto concreto quello che sto cercando di fare, e anche perché non gli do mai il tempo di arroccare, perché se lui arrocca perde il pedone e allora perde senso tutto il suo piano, perché bisogna anche pensare che io sto giocando contro un umano, quindi un computer magari potrebbe decidere di arroccare perché semplicemente è, è la mossa migliore. In questo caso magari non lo è neanche, però ecco, potrebbe decidere di fare questa cosa. Invece un umano non arroccherà mai in questa posizione, perché? Perché per farlo dovrebbe avere una grandissima consapevolezza del fatto che tutto il suo piano precedente sia stato sbagliato. Per cui arroccare vorrebbe dire: accetto che io ho sbagliato a giocare donna E2, ho sbagliato a giocare D per C5, ho sbagliato a giocare alfiere 3, ho sbagliato a giocare alfiere B5, ho sbagliato a giocare alfiere per D7. Quindi tutte le mosse che ho giocato sono sbagliate. Dato ciò, accetto di arrivare in una posizione in cui sto peggio, cerco di difendermi. Però, ripeto, per fare un ragionamento del genere serve moltissima consapevolezza e durante una partita è molto raro che un giocatore riesca effettivamente a fare questo ragionamento, quindi è molto più probabile che il bianco cerchi degli stratagemmi per dare un senso a questa cosa, motivo per cui il bianco ha giocato a cavallo di 4. Perché? Perché quantomeno cerca di usare la casa in D4, che è l'unica cosa di buono che ha creato questa cattura in C5. Quindi, per quanto non sia la tattica giusta, perché ovviamente dopo alfiere per C5 cavallo D4 è una mossa inutile, perché io vado ad attaccare questo cavallo, il bianco ha mosso 2 volte lo stesso pezzo in apertura ed è un cavallo debole, non è neanche una casa forte, però ripeto, umanamente questa mossa ha senso perché va a sfruttare l'unica cosa di buono che questa D per C5, che ormai è stata fatta, non si può più tornare indietro, ha creato. E C3 quindi mossa unica per difendere il cavallo, e qui onestamente non sono stato troppo preciso nel modo in cui ho attaccato la posizione del bianco, perché in effetti in questa posizione io ho giocato donna B6 e dopo A4 con l'idea di giocare A5, quindi per scacciarmi la donna, perché il mio piano con donna B6 fondamentalmente qual è? Su arrocco corto io voglio andare a mangiare questo cavallo in D4 e guadagnare un pedone, fondamentalmente questa è la mia idea. Però materialmente questo pedone non fa la differenza rispetto all'attività che ottiene questo alfiere del bianco. Quindi in realtà il materiale contava di meno, non era così importante come l'avevo visto io, sarebbe stato meglio invece andare ancora di più all'iniziativa, all'attacco come abbiamo visto prima, con cavallo E5, idea cavallo G4, quindi portare sempre più pezzi, sempre più pressione nella posizione, e qua probabilmente il bianco dovrebbe difendersi con questa manovra, con il cavallo che va in F1, o quantomeno questo è quello che io avevo visto in partita, però a questo punto anche qui mosse forzanti, quindi in gioco veloce si può andare a catturare il cavallo, forzando questa struttura pedonale che costringe l'alfiere in E3 ad essere passivo a vita, e da qui si può iniziare ad aumentare ancora di più la pressione, quindi mettere la torre su colonna aperta, dare uno scacco, cavallo per E3, sostituire il cavallo, si può veramente mettere in piedi un attacco molto molto rischioso. Io invece ho giocato donna B6, dopo A4 per giocare A5, scacciare la donna da questa diagonale, che è un errore perché, ripeto, il bianco doveva sacrificare il pedone. Io a questo punto ho giocato cavallo E5, A5 arriva, donna C7, cavallo D2, torre AC8. Anche qui è troppo lenta. Torre C8 è troppo lenta e non aiuta tanto la posizione. Io l'ho giocata perché non ho visto niente di meglio e ci ho pensato anche un bel po', qua sotto potete vedere i tempi, e ci ho pensato quasi 20 minuti, quindi è una mossa che ho pensato per un po' e non vedendo nient'altro ho deciso di giocarla perché comunque male non fa. Il problema è che, ripeto, non è una mossa troppo forzante e nelle posizioni in cui conta l'iniziativa bisogna essere molto forzanti, quindi avrei dovuto catturare questo pezzo e andare subito all'attacco con il cavallo, quindi notate come tutto torna, nel senso che posizione con iniziativa, vantaggio di sviluppo, gioco deve essere veloce. Ok, quindi ho giocato torre C8,
cavallo B3 da parte del bianco, a questo punto la cattura è forzata, cavallo per D4, donna C4. Questo anche è stato un errore da parte mia perché per lo stesso motivo, ovvero io ho un vantaggio di sviluppo, ho l'iniziativa, non devo scambiare le donne perché alleggerisce troppo la posizione. Piuttosto devo, ripeto, andare sempre all'arrembaggio con questa cavallo G4, che io non ho mai fatto perché effettivamente non si guadagna materiale con questa mossa, però comunque strategicamente e anche tatticamente è la scelta migliore da fare per lo stesso motivo che abbiamo detto. Donna C4, dopo donna per C4, cavallo per C4, è vero che guadagni un pedone, perché non lo può difendere il bianco, però questa posizione non è più facilmente vinta come quella di prima, perché un pedone, ok, è un pedone, però non è sufficiente per vincere il finale. E poi è chiaro che io cercherò comunque di vincerlo, e nella pratica questo finale è più semplice che si vinca rispetto al caso in cui lo si patti, specialmente se il nero è più forte. Però se volessimo essere precisi, ecco, non è il modo più semplice per giocare. Ok, quindi la torre va sulla settima traversa per difendere il pedone. Io arrivo con il re, il cavallo entra in gioco, fin qua mosse molto naturali. Qui dopo C4 io avevo pochi minuti, quindi non ho avuto né la voglia né il tempo di calcolare cosa sarebbe successo su D4 C5. Spoiler, comunque era la mossa giusta da giocare per me, perché comunque questa posizione dopo C6 D2 è facilmente vinta. Io dopo torre D1 non ho visto una continuazione soddisfacente. In realtà sembra che in effetti dopo torre D5, cavallo per A7, io qua posso giocare re D8 per impedire la spinta del pedone. Questo cavallo, se notate, è completamente bloccato, non può uscire. Alla prossima mossa gioco cavallo C3 e ho vinto la partita. Purtroppo il tempo è una variabile anche nelle partite, va considerato. Io non l'ho considerato pensando troppo prima. Mi sono ritrovato un po' alle strette in questa posizione e sono entrato in questo finale di torni, che non si dovrebbe fare perché i finali di torri sono molto patti, e infatti poi ho rischiato di andarlo a pattare perché nell'intento di guadagnare quei pedoni sull'ala di donna ho deciso di sacrificare il pedone sull'ala di re. Peccato che a questo punto, dopo vedremo il perché, diventa pari la posizione. La tecnica migliore per vincerla probabilmente è semplicemente di chiudere questa colonna C per il bianco, o quantomeno di guadagnare il possesso della colonna C, in modo tale che se il bianco decidesse di andare via con la torre, io posso entrare e cercare di catturare i pedoni senza perderli dall'altra parte. Su uno scacco non posso andare, cioè posso andare di qua, però non vado da nessuna parte, quindi dovrei comunque tornare indietro. E questa posizione si tratta più di giocarla a lungo termine, quindi per ora non sto guadagnando niente, pian pianino metto a posto i pezzi, magari gioco F6, torre D7, il re passa da dietro. Onestamente non sono neanche sicuro che sia vinta, perché -1 la valutazione del motore non vuol dire niente in un finale, potrebbe benissimo essere patto, però sicuramente ci sono più possibilità di vittoria. Come l'ho giocata io, diventa, ripeto, sempre a gioco corretto, pari. E qui il problema è un altro, che dopo H6 non posso neanche catturare perché perdo la torre. Quindi l'unica risorsa per non perdere è di dare scacco per togliere la torre e poi catturare il pedone. Peccato che adesso perdo quello in A7. Quindi come vedete io ho sempre un pedone in più, però cosa succede? Succede che qui la partita è pari. Perché è pari? Per spiegarlo vi faccio vedere prima come è andata la partita e poi vi faccio vedere come il bianco poteva risolvere il problema, il motivo per cui ha perso, per pattarla effettivamente. Il bianco ha giocato torre F7 per scambiare fondamentalmente il pedone in F6 per quello in A6, e questo scambio va fatto, nel senso che questo pedone il bianco lo perderà e in cambio di quel pedone il bianco dovrà cercare di ottenere o questo o quest'altro pedone. Giocando torre F7 dopo re per A6, torre per F6, perché questa è persa per il bianco? Perché io cosa faccio? Arrivo con la torre in C5 per difendere il pedone e da qui posso muovere la torre lontano da C5 e poi spingere il pedone con il supporto del re ed entrare con il re. E non c'è niente che il bianco possa fare per impedirlo, perché se il bianco per esempio giocasse re B3, io posso benissimo entrare con la torre e il re deve tornare indietro, guadagno il pedone con scacco e questa ovviamente è vinta. Quindi non c'è niente, ripeto, che il bianco possa fare per impedirlo, anche perché se qui
il bianco gioca re di 4, io posso togliere la torre. Perché è importante che vi sto dicendo questa cosa di togliere la torre? Perché se noi andiamo invece ad analizzare quello che sarebbe successo su torre H7, che invece era la mossa per pareggiare, non era l'unica, però era sicuramente un modo per pareggiare, dopo re per A6, torre per H6, F5, perché io devo comunque togliere il pedone, torre F6, torre C5, re E3, re B5. Questa partita adesso è pari perché su re D4 io non riesco a togliere la torre. La mia torre è legata a C5 perché deve difendere il pedone, ma non posso andare in G5 come nell'altra posizione, quindi io non riuscirò mai a slegare il re e a spingere il pedone, perché se io sposto il re, il bianco sta fermo e io non riuscirò mai a spingere il pedone perché ho la torre che devo difendere. Quindi non posso neanche giocare re B4, che è l'unica casa che permette sia al pedone di essere spinto che di difendere la torre, perché perdo semplicemente il pedone. Questo è il motivo per cui torre H7 pattava. Pattava anche G4, pattavano altre mosse, però ripeto, torre H7 secondo me questa differenza era più semplice per far capire il motivo per cui una è patta e l'altra invece è vinta. E ripeto, questa posizione diventa semplicemente persa per il bianco perché io posso avanzare con il pedone e qui addirittura io, questo essendo un finale conosciuto, ci sono entrato apposta. Potrebbe sembrare un rischio quello di scambiare questi due pedoni. Io però l'ho fatto perché questo finale sapevo che era effettivamente vinto e la manovra per vincerla è quella di tagliare fuori il re del bianco e a questo punto si tratta di togliere il re per spingere il pedone. Se il bianco da scacco non ritorno naturalmente in B3 ma vado una casa avanti per poi spingere il pedone e faccio questa cosa all'infinito finché non arrivo in questa posizione che è una specie di posizione di Lucena, non precisamente, adesso questo non è un video sui finali quindi non entrerò nel dettaglio, però fondamentalmente mi basta trovare un rifugio per il re, quindi trovare una maniera per il re di uscire non allo scoperto e poi spingere il pedone. In questo caso io l'ho fatto giocando a torre 8, questa è la manovra più semplice, controllo la colonna, in questo modo una volta che io metterò il re su quella colonna non ci saranno scacchi che il bianco può dare e a questo punto dopo re 1 il bianco ha abbandonato perché alla prossima mossa spingo il pedone. Quindi grazie per aver visto questo video, spero che la partita vi sia piaciuta e vi sia stata d'aiuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento con i successivi turni del torneo. Un saluto.